contratto subito! Un contratto fermo da 4 anni, un rinnovo difficile con proposte arrivate da Uneba che gli operatori sanitari considerano inaccettabili. Davanti alla sede veneta di via Vescovado a Padova in 500 hanno spiegato la loro rabbia in una mobilitazione destinata ad andare avanti. Mi viene in mente quando c'è stata la pandemia, con coraggio noi siamo andati a lavorare, ci siamo presi cura degli anziani, abbiamo rischiato le nostre vite in prima linea, abbiamo lasciato a casa i figli. E con amore, sacrifici, coraggio siamo andati a lavorare, quindi meritiamo veramente essere trattati meglio di così. Quanto prende al mese? Dopo 20 anni sullo stesso posto di lavoro il mio stipendio aggira intorno ai 1.300-1.350 euro. La problematica di oggi è che rischiamo che tra 20 anni non ci siano più questi servizi per anziani, per disabili, per minori, perché la professione non è più appetibile. OS, infermieri, nessuno vuole fare più questo lavoro. Perché? Perché con le retribuzioni non si arriva a fine mese. Quanto guadagna al mese? Miseria, miseria. La situazione è una situazione naturalmente di forte carenza di personale, dove il personale è molto, sotto stress. Noi vogliamo arrivare in tempi brevi a firmare un contratto che garantisca quanto dovuto a queste lavoratrici e lavoratori. Quanti doppi turni ha fatto questo mese lei? Io allora sono arrivata a cominciare a rifiutare, sono una di quelli pochi che dice no, ho anche la famiglia, ho i figli da seguire, però ci sono i miei colleghi che fanno doppio turni, che smontano dalla notte e lo dicono, puoi venire a farmi un'altra notte, rinunciano ai loro giorni di riposo, lavorano 9 giorni, 11 giorni di fila e poi lavorano. Come lavorano? Perché se mi trovo in turno con uno che lavora da 7-8 giorni, sono io che faccio carico di suo lavoro, perché non lavora, perché non ce la fa a stare in piedi, neanche psicologicamente, come fa a seguire ospiti malati? Ma io mi chiedo, i parenti di questi ospiti fanno delle domande? Rinnovo del contratto!